Salve e bentornati al TG Proposte. La politica italiana si ostina a inventare sempre più sistemi che sono tutt'altro che soluzioni, leggi dai nomi assurdi il cui unico intento è chiaro e palese, la non governabilità del paese e l'assenza dell'esecuzione della volontà popolare. Secondo il presidente della UILS Antonino Gasparo, l'unica legge in grado di poter dare le stesse opportunità a tutti i partiti è il proporzionale puro, lo stesso che vogliono i padri costituenti. Questo però, ha proseguito Gasparo, non viene scelto dai moderni partiti perché non permetterebbe troppi giochi di potere e non conviene neanche a coloro che si vantano di eseguire la volontà del popolo. I lavoratori della compagnia aerea Alitalia hanno votato per il no contro l'accordo azienda-sindacati. Il problema da analizzare è quanto i lavoratori non si sentono più rappresentati come lo erano in epoca passata. È quindi compito del governo prendere atto della drammatica situazione che in questi giorni vivono i lavoratori. Secondo la UILS spetta all'esecutivo tutelare tutti i lavoratori e non solo quelli di Alitalia. Dovrebbe diventare azionista maggioritario con almeno il 51% del capitale. Lo Stato dovrebbe diventare azionista maggioritario con almeno il 51% del capitale. Gli stessi lavoratori, tramite referendum, disegneranno i loro rappresentanti nella gestione aziendale in modo di tutelare gli interessi azionari di appartenenza statale. Fondata nel 2002 nella periferia romana da un gruppo di ragazzi, Noi Briciole Onlus si occupa da sempre del mondo dell'infanzia. Da 14 anni a questa parte promuoviamo progetti che mirino a far sì che questi bambini abbiano una dignità maggiore, che possano vivere la loro infanzia senza problemi. Che tipo di progetti concretamente avete attuato? Per quanto riguarda ad esempio i bambini italiani, ci occupiamo di aiutare i reparti di pediatria, ad esempio acquistando apparecchi che possono essere utili per aiutare i medici a far sì che queste malattie possano essere affrontate al meglio, quindi incubatrici, se parliamo di neonatologia, oppure ventilatori polmonari da rianimazione, con l'ottica che anche i privati cittadini possono dare un concreto aiuto alle istituzioni. E lo stesso accade per il terzo mondo. Abbiamo costruito una scuola a Malindi in collaborazione con altre ONG e dato un dignitoso posto dove studiare a 700 bambini con una cisterna e servizi anche per le bambine, permettendo così anche alle piccole di avere un'istruzione adeguata. Quali sono i prossimi obiettivi per il futuro? I nostri progetti per il futuro comprendono una concreta e reale collaborazione con le case d'accoglienza che ospitano i bambini gravemente malati che vengono curati a Roma e che non provengono dalla capitale, e in modo particolare vorremmo costruire una storia, un secondo tempo dopo la ricostruzione di Amatrice, per dare una speranza a questi abitanti che ci sono tanto a cuore. Sicuramente continueremo anche ad avere uno sguardo verso il terzo mondo attraverso il sostegno a distanza di docenti, quindi dei maestri, con i quali è possibile salvare dalla strada migliaia di bambini indirettamente. Quindi Noi Briciole Onlus è sempre a disposizione del bambino e al suo servizio. In previsione del rinnovo del Consiglio regionale siciliano, la UILS sta promuovendo iniziative in tutte le province siciliane con il preciso intento di mobilitare tutti i socialisti e gli amici dei socialisti, in sostanza tutti i siciliani, a mettere a disposizione tutte le loro capacità organizzative al servizio di un grande obiettivo, la riscoperta dell'orgoglio socialista, per ricostruire l'immagine di una grande Sicilia. Appuntamento il 30 maggio alle ore 15 nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca a Messina. Il nostro TG termina qui, vi ricordiamo che potete rivederlo su www.wils.it oppure sul nostro canale YouTube. Per contattare la redazione scriveteci a comunicazione@wils.it oppure tramite i nostri social network Facebook e Twitter. Arrivederci alla prossima settimana.